Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Ci troviamo ancora nel 264 a.C., precisamente in una bella stagione estiva. Allora, vediamo un pochettino quello che sta accadendo prima di intraprendere il nuovo turno e quindi la nostra nuova campagna. Allora, notate che abbiamo appena adesso conquistato la cittadina di Anteia, proprio sulla costa. Il nostro esercito è riuscito a ottenere una splendida vittoria, però potete notare che le unità più colpite sono state le unità con picca. Sicuramente le unità migliori nella difesa e anche nel mantenimento della propria posizione. Mancheranno sì e no 5 turni per la ripresa definitiva di queste unità, quindi dobbiamo cercare di trincerarci qui intorno per attendere magari un prossimo attacco da parte degli avversari. Vi ricordo che dopo aver eliminato la prima fazione barbarica ci rimane la seconda, che sicuramente in maniera ignobile ci ha dichiarato guerra, tentando appunto un attacco proprio a sorpresa attraverso il confine. Allora, il regno di Odrisio potete vedere che dispone dei corvi di pietra a sud, date un'occhiata sempre ai soliti guerrieri traci, la cavalleria tracia mercenaria, una flotta che stanno allestendo per dominare appunto questo tratto di mare, ma addirittura troviamo l'esercito più rompiscatole, che è ovviamente composto dalle lame. I triballi sono stati sconfitti purtroppo, quindi sicuramente adesso si scaglieranno al di sopra delle nostre unità. Gli dei della guerra stanno reclutando una nuova unità di picchieri e adesso dobbiamo necessariamente lanciarci nel prossimo turno. Allora, dobbiamo riuscire ragazzi a intensificare le nostre trattative diplomatiche con la Bitinia, che è alla nostra destra, e ovviamente con i triballi che sono a nord, perché dobbiamo cercare di resistere il più a lungo possibile per evitare la completa disfatta dell'accampamento di Anteia o di Pulpudeva. Quell'esercito messo lì del regno di Odrisio, eccolo, potete vedere che si muove e si è spostato verso sud, verso la foresta di Bosco Tetro. Allora, il nostro agente Alessandra, la sorella di Alessandro Magno, è stata appena scoperta, ma gli alleati, ovvero se non sbaglio gli ateniesi, hanno confermato l'obiettivo di guerra. Grandioso. Intanto io voglio vedere una cosa. Alessandra, ho visto che i nostri avversari si stanno muovendo al di sopra di questa montagnetta. Andiamo a dare un'occhiata. Eccoci, come immaginavo. Allora ragazzi, io prenderei intanto gli dei della guerra a Pulpudeva e li porterei qui al confine, in modo tale da tentare di difendere questa città. Allora, portiamoli da questa parte. Non attivo la marcia forzata, perché se attivassi la marcia forzata e se arrivassi vicino ad Anteia non risolverei niente, perché questi nemici si scaglierebbero al di sopra di questa unità e la farebbero a pezzi in modalità imboscata. Quindi è meglio restare così. Allora, inoltre dobbiamo poteva tenere la situazione sott'occhio per l'ordine pubblico. A Pella la situazione sta andando bene, i nostri alleati hanno confermato l'obiettivo di guerra. Si nota i nemici di Circe come sono appunto pronti per ingaggiare gli avversari, ma adesso dobbiamo lanciarci nelle trattative diplomatiche. Io direi con i triballi di stringere un'alleanza difensiva, ragazzi. Vediamo se ci riusciamo. Attenzione, eccoci arrivati, hanno accettato l'offerta. Adesso come alleati difensivi siamo coperti al nord, quindi possiamo stare tranquilli in un prossimo attacco anche proveniente da qualche popolazione barbarica del nord. Mentre con la Bitinia ritroviamo anche, credo, no, ecco, Bitinia, vediamo un pochettino. Deve essere... Ah, eccola qui, perfetto. Ritroviamo una specie di relazione amichevole. Io direi di intensificarla con un patto di non aggressione. Abbiamo una possibilità di successo alta. Io direi di proporre l'offerta. Perfetto. Così dal lato dell'altra costa siamo coperti. Vediamo un po' con un accordo commerciale. Ancora le possibilità sono basse, mentre un'alleanza difensiva ancora bassa, e dobbiamo aspettare ancora qualche anno. Va bene, oltranza militare magari, ma non credo che lo accetteranno, quindi rifiutiamo. Adesso dobbiamo riuscire a riprenderci dall'attacco nemico. Allora, io direi con la nostra grande Alessandra, intanto da queste parti abbiamo degli ottimi uomini che potrebbero far parte del nostro schieramento, come degli opliti mercenari, addirittura una cavalleria tarantina mercenaria. Allora, ne reclutiamo due, ragazzi. 2 cavallerie tarantine mercenarie. Lo so che ovviamente andremo in bancarotta, però tranquilli che non finiremo in bancarotta, perché adesso noi ci muoveremo in avanti, proprio così, con questo esercito, e ci trincereremo proprio qui. Sì, modalità fortifica. Ci trincereremo qua davanti, non faremo entrare in città gli avversari e tenteremo quindi un attacco diretto nei loro riguardi. La nostra grande Alessandra darà un'occhiata più in là per vedere se ci sono altre truppe nascoste. Ok, e io direi ragazzi adesso di passare il turno e sperare
Vuoi davvero che le seguenti storie sono risolte sull'orlo della bancarotta? Va bene, non possiamo concludere. Io a proposito eliminerei da questa parte un fromboliere. Vediamo se ce la facciamo. Ancora no. Allora un altro fromboliere ancora. Vediamo un po' a 13, maledizione. Vediamo se possiamo eliminare una nave da queste parti. Ok, proviamo a congedarla, perfetto. E proviamo a passare il turno. Quelle cavallerie tarantine saranno fondamentali per riuscire a sopravvivere a quell'attacco. Allora, ci siamo trincerati. Mi sembra di aver scoperto già l'olio bollente. Quindi vediamo un po' come va a finire, ragazzi. È davvero molto pericoloso adesso. Attendiamo. Eccoli che arrivano. Eccoli. Attenzione. Devono essere da queste parti. Eccoli. Il regno di Odrisio, ragazzi, ci attacca proprio in questo momento. Abbiamo aumentato il numero degli uomini disponibili con queste due cavallerie a 1704, più 95 uomini di rinforzi. Allora, ci stanno attaccando con 3400 uomini. Sicuramente il nostro vantaggio è che sono tutti schermagliatori traci, quindi non hanno la possibilità di avere una grande portata per distruggere il nostro muro di picche. Dobbiamo riuscire a giocare allo stesso modo della volta precedente, ragazzi. E vediamo se possiamo dare un'occhiata. Ecco, è un accampamento del genere, vedete? È una sorta di trincea di fortuna realizzata nell'arco di un anno. Abbiamo scavato 20 metri di fossato e sicuramente possiamo stare tranquilli. Però dobbiamo riuscire a organizzare la battaglia nello stesso modo della precedente. Se riusciamo, ragazzi, a sconfiggere il regno di Odrisio in questa battaglia ed eliminare tantissime unità, per i nostri uomini che sono alle retrovie sarà uno scherzo farli fuori. Quindi tutto si basa su questa battaglia. Devo cercare di giocarla al meglio senza parlare e usare le nostre 3 cavallerie alle retrovie. Allora, vediamo un po'. Eccoci arrivati, questo è il nostro solito accampamento. Purtroppo abbiamo difese, grandioso. Allora, le cave di zolfo, questa volta le sappiamo usare. Mamma mia quante ne abbiamo. Allora, è uno spazio molto esiguo. Io metterei le cave di zolfo. Abbiamo anche la plebe che sta arrivando, ma sarà solo carne da macello. Allora, vediamo un pochettino. Allora, prima delle nostre difese, le unità. Allora, tutte un attimino in mezzo. Cosa sono queste zone? Oddio. Ah, solo recinti, ok, le pagode qui ovviamente non serviranno a nulla. Allora, picchieri di leva molto più folti. Eccoli qua, da questa parte. Perfetto. Falange di picchieri. Altra unità di picchieri qui per riuscire a compromettere l'entrata nemica. Perfetto, sempre in modalità falange. Ok, un'altra unità di picchieri con leva. Eccola qua, picchieri di leva qui dietro per riuscire a dare un aiuto. E proprio da questa siamo stati fortunati che questa nostra fortezza, chiamiamola così, non ha 4 entrate, bensì 3. Possiamo stare tranquilli. Ok, altre unità in aiuto da queste parti. E adesso dobbiamo riuscire a consolidare il nostro aspetto, quindi degli schermagliatori. Gli schermagliatori verranno... Allora, io credo, ragazzi, che arriveranno da questa parte. Quindi io tento la sorte e posiziono gli schermagliatori da così, perfetto, in maniera molto tranquilla, per riuscire ad attaccare gli avversari proprio in maniera decisa. Allora, vediamo un pochettino. Anzi, io li metterei ancora meglio. Uno qui, un altro qui, così, e gli altri 2 così, perfetto, così abbiamo anche molta più portata. Allora, i nostri grandi schermagliatori sono pronti, un unico gruppo. Inoltre, la cavalleria tarantina mercenaria, in compagnia del nostro grande generale, la cavalleria dei compagni. Dobbiamo rischiare un pochettino, portare anche il nostro generale, anzi no, io direi il generale di lasciarlo qui, per aumentare il morale dei nostri uomini. Perfetto, le 2 cavallerie le porterò all'esterno. Allora, se i nemici attaccano da questa parte, le cavallerie le posizioneremo da quest'altra. Sono cavallerie tarantine. Ah, sono cavallerie... sono la quintessenza della cavalleria e un solido investimento per... Ah, ok, attenzione. È una cavalleria che non ha grande attacco corpo a corpo come il nostro generale, ma è solo una cavalleria di rinforzo. Potete vedere che lanciano frecce. Era l'unica cavalleria che era disponibile, ragazzi. Sicuramente degli uomini a cavallo ci faranno comodo, anche se sono arcieri. Io prenderei anche il nostro generale e lo porterei in combattimento. Allora, perfetto. Quindi la cavalleria tarantina inizierà a dar fuoco di supporto, magari anche a caricare. Quanto hanno nella carica? Allora, attacco 18, danno di carica 11. Sono molto ottimi, sono anzi ottimi nel combattimento a distanza. Va bene, raggruppiamoli da questa parte. Allora, al centro la nostra falange oplitica, più che altro il nostro muro di opliti pronto a dare una mossa. Ok, perfetto.
perfetto. Allora io posizionerei una parte oplitica da in questa zona, altri opliti proprio qui, nella zona del mercato, in modo tale da riuscire a essere competitivi in ogni ambito. Altri qui, possiamo notare le nostre milizie disponibili. Ragazzi, se giochiamo bene possiamo essere i vincitori. Qui abbiamo addirittura altri picchieri di leva, eccoli, li posizioneremo da questa parte. Perfetto, così. Bene, falange. E qui va bene, questi vanno bene, quindi la falange è pronta. Io spero più su questo lato, magari gli altri opliti. Ah, dimenticavo, teniamo un'unità oplitica magari all'esterno per riuscire a ingaggiare meglio i nemici. Eccoli qua, per esempio un'unità meno completa come questa all'esterno sarà utile per raggirare gli avversari in qualche modo. Allora, le difese. Io direi di posizionare le cave di zolfo, le mettiamo qua ragazzi, solo per, come dire, per scaramanzia. Eccole qua, mettiamole un pochettino più vicine al nostro muro, così va bene. Sì, possono andare abbastanza. Eccole qua, vediamo se possiamo posizionarle bene. Ok, così può andare. Ok, eccole qui. No, maledizione, dobbiamo riuscire a coprire il maggior numero di yard disponibili. Allora, vanno bene. Le nostre barricate da questa parte costringeranno gli uomini nemici ad entrare proprio nella nostra zona. Eccoli qua, a passare proprio da questa parte. Vediamo se così può andare. Ok, dobbiamo riuscire a fare tutto al millimetro anche da quest'altra parte. Ok, qui può andare bene. Perfetto, io chiuderei anche questo lato ragazzi in modo tale da non avere problemi e intensificare solo l'ondata da un lato. Ok, i triboli li posizioneremo un paio da questa parte per dare fastidio e un paio da quest'altra parte dopo che i nostri uomini avversari saranno andati in avanti. Allora, i nostri opliti li posizioneremo qui, così inizieranno a piccare l'incendio e poi rimarranno sempre da queste parti o addirittura si sposteranno. Allora ragazzi, la battaglia è pronta, ho sistemato tutte le unità, adesso dobbiamo solo sperare. Iniziamo. Attenzione, vediamo un po' i nemici dove sono. Dove sono? No, dall'altra parte completamente ragazzi. Sono dall'altra parte, quindi dobbiamo invertire. I nostri rinforzi sono arrivati. Maledizione, che sfiga. Cavalleria. Eccoli qua. Perfetto. Allora, la nostra cavalleria tarantina si sta muovendo in compagnia del generale per effettuare un bel giro da una parte e dall'altra. Non credo che ci assalteranno da questo lato. Allora, questi uomini li metteremo qui dietro. La nostra cavalleria la portiamo qua, così. Questa qua sotto. Noi ci siamo preparati qui. Avanti, bene ragazzi. I frombolieri, me ne ero dimenticato. Ah, i fuochi sono accesi. I nostri uomini vacillano.
nostro generale è sotto attacco! Heavy pikemen! Hoplites! Palatine cavalry! Now! Heavy pikemen! Attack, you sons of Ares! Slingers! Warriors of Macedon! Militia! Glory! And quickly now! Axis! Ready and waiting! Yes, riders! Advance! At your service! Points ready! Advance at speed! Macedonians ready! Quick march! Levy pikemen! At the double! We await your command! Ready for orders! I Stratton! nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia! Che spettacolo vergognoso! Order! Withdraw! At your service! Double time! Ragazzi, dobbiamo bloccarli, stanno per entrare. Ready! Tribunos! Commander! Advance at speed! I Amisos! Nay! nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia! Che spettacolo vergognoso! Ready! Hoplites ready! Advance at speed! Il generale nemico è morto! Hoplites! Attack! Brave! Hoplites! Macedon! Spear infantry! At your command! Happy to serve the people! 17 cavalry! Advance! 17 cavalry! Orders understood! Slingers! Take aim! Your orders! Missile infantry ready! Hoplites ready! Ready and waiting! Hoplites! By your command! Yours to command! Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni! Palatine cavalry! Hoplites ready! Palatine cavalry! Forward! Orders! Tribunos! Missile infantry! General! Proud sons of my Hoplites! quick march! Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni! Hoplites ready! Palatine cavalry! Forward! Stin and Torizas! Palatine cavalry! Riders at the double! Charge! Militia! Vatos! Orders! Pike infantry ready! At your service! Keep the city I clear! nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia! Che spettacolo vergognoso! Allora ragazzi, stiamo riuscendo un pochettino a respingere i nemici, ma sono davvero tantissimi. In ogni modo stiamo riuscendo a combattere. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Abbiamo eliminato parecchie unità. Vediamo se da queste parti con queste altre cavallerie riusciamo a dar fastidio a tutti questi arcieri. Peccato di non aver cavallerie più abili nel combattimento. Intanto stiamo allontanando degli altri uomini che potrebbero darci molto fastidio. Queste altre cavallerie le portiamo da questa parte. Potete vedere come stiamo cercando di creare problemi nell'accampamento nemico. Ecco appunto le nostre cavallerie sono finalmente arrivate. Abbiamo altre milizie che potrebbero controbattere gli avversari. Meno male che li stiamo... Oh no 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 no, che c'è qua ancora? Un'altra macchia nera, macchia bianca. Spostiamoci dall'altra parte. Aggiriamoli con le nostre cavallerie.
Le nostre cavallerie sono state un pochettino colpite. Vediamo se possiamo cercare di sconfiggerli. Mamma mia, quanti sono, ragazzi. Ecco gli altri arcieri mercenari. Vediamo se possiamo procedere. I nostri uomini stanno scappando. Stiamo avanzando dal anche campo di dall'altra battaglia. parte. Che spettacolo vergognoso. Perfetto, qui intanto è iniziato il combattimento diretto. Questa unità li attaccherà alle spalle. Questa unità di frombolieri sta combattendo. Stanno arrivando I nostri uomini stanno scappando dal campo altri di uomini. battaglia. Che spettacolo Purtroppo le nostre falangi, ragazzi, non ce la stanno più facendo. Cerchiamo di ritornare un attimino dentro. At the double. To engage. Ritorniamo un attimino qui dentro. At the double. Questa falange deve riuscire a combattere ancora per un po'. Hoplites. Questi sono stati chiusi ormai a tenaglia. Tarantine cavalry. Advance. Bartos. Hoplites ready. Stiamoli un po' indietro. Eccoli, i nostri uomini sono riusciti finalmente a sconfiggere. Generale nemico Ok. è morto. Generale nemico fatto a pezzi. Intanto stanno entrando in città altri arcieri maledetti. Portiamo in avanti le nostre unità. Dobbiamo sprofondare. Dobbiamo appunto attaccarli immediatamente. Dobbiamo arrivare con tutti i nostri uomini. Il nostro generale non deve fuggire, però. Non deve fuggire. Mamma mia, qui ci sono altre unità nemiche. Il nostro generale un pochettino è, come dire, attaccato da diverse parti. Eccolo che appunto un po' anche maledizione. Vediamo se possiamo aumentare la nostra velocità, il nostro bonus carica. Eccolo che appunto sta cercando di fuggire. Gli avversari cercano appunto di ingaggiarlo. I nostri uomini finalmente arrivano. Eccoli alle retrovie. Vediamo se possiamo attaccare anche da questa parte. Mamma mia, quanti avversari. Attenzione, i nostri uomini stanno cercando di combattere fino alla fine, ragazzi. Altri frombolieri qua sotto. Vediamo se riescono a sconfiggere i nemici. Il nostro generale ormai è salvo, però dobbiamo riuscire a eliminare tutte queste truppe che stanno cercando di penetrare in città in ogni modo. Attenzione, ancora la battaglia è molto aperta. I nostri opliti sono pronti a caricare. Mamma mia, siamo pronti a ingaggiare. Ed ecco che inizia il combattimento diretto anche con questi avversari. Vediamo se riusciamo a cacciarli. Intanto ecco che entrano appunto altri arcieri. Devono entrare gli arcieri per riuscire a eliminare i nostri uomini. Ed ecco che continuano i frombolieri di linea a fare a pezzi. Mamma mia, si continua anche da questa parte. Oddio, le cavallerie, maledizione. Le cavallerie, le ho perso un attimo di vista. Andiamocene via. Qui sta arrivando la plebe. Forse in qualche modo riuscirà a essere utile. Perfetto, rimane ancora il nostro generale vivo. Benissimo, vediamo di chiudere questi ultimi arcieri in ogni modo. Eccoli qua, che tentano appunto di fuggire. Mamma mia, siamo riusciti ad attirare in diversi modi gli avversari. Purtroppo i nostri uomini stanno subendo perdite. Questa unità cercheremo di salvarla al più presto. Mamma mia, ancora si continua da quest'altra parte. Sta arrivando anche la nostra plebe. Questa unità di cavalleria sta girando dall'altra parte. Perfetto. Vediamo un po' come va. Qui ancora altri uomini che tentano di rompere le scatole. Intanto fatti fuori gli ultimi avversari. Questi frombolieri, ragazzi, devono conservare le munizioni, che saranno importantissime. Eccoli qui che arrivano. Tentano di fare a pezzi la nostra falange. Mamma mia. Tentano appunto di scontrarsi. Anzi, i frombolieri credo che un altro giro di pietre lo devono lanciare. Ecco che si avvicinano tutti i nostri uomini per far fronte agli ultimi avversari. Eccoli qui. Perfetto, vediamo se possiamo cacciarli. Grande lavoro, ottimo lavoro. Siamo riusciti, ragazzi, ad eliminare tantissimi uomini. Perfetto, anche dell'altro esercito nemico. Allora, adesso organizziamo nuovamente le nostre forze e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Allora, abbiamo il generale nemico che è morto. Ci saranno stati più generali. Ecco la nostra plebe che arriva. Queste unità invece hanno tantissime munizioni. Cercheranno di dar fastidio. Da queste parti potete notare gli avversari come stanno aspettando. Sono pericolosissimi questi. Dobbiamo eliminarli col generale. Allora, le nostre unità di frombolieri avanzeranno. Qui lasciamo un'unità di picchieri proprio anzi di opliti. Anzi sì, io direi di lasciare la plebe in città, ragazzi. È inutile, però fino a un certo punto. Allora, vediamo un po'. Stanno arrivando ed ecco che i nostri frombolieri iniziano a ingaggiare gli avversari. Vediamo se possiamo metterci in linea retta.
ecco che appunto avanziamo, vedete un pochettino la grande quantità di morti davanti alla linea nemica. Eccoci qua, i nostri frombolieri tenteranno un attacco diretto ai guerrieri traci. Perfetto, il nostro generale è pronto, grazie al cielo è ancora vivo e inizia finalmente l'attacco diretto nei riguardi di queste ultime unità nemiche. I nostri frombolieri tenteranno di spazzarli via prima che arrivino. Eccoli qua, le nostre cavallerie intanto faranno un attimo un giro dall'altra parte per cercare di eliminare quegli altri maledetti che stanno arrivando. Ed ecco, da una parte e dall'altra colpiti i guerrieri traci ormai scossi. Vediamo se il nostro generale non si fa impaurire. Attenzione, ancora guerrieri traci che vengono smaltiti immediatamente. Eccoli qua, i nostri frombolieri li rendono come dire, li stanno sminuzzando. Ecco, dall'altra parte altri guerrieri traci, quelli che si stanno muovendo, maledizione, si stanno muovendo, hanno capito che è pericoloso. Eccoli che arrivano. Attenzione, vediamo se con i nostri uomini riusciamo a scontrarci. Altri frombolieri in attacco, altri opliti pronti. Cerchiamo di mandare il generale in avanti. Eccoli qua, altri opliti. Purtroppo si stanno avvicinando altri uomini. Mamma mia, verremo attaccati alle retrovie. Dobbiamo farli a pezzi al più presto. Attenzione, il nostro generale è pronto. Io direi di mandare un'unità di opliti contro questi maledetti. Attenzione, attenzione. Ed eccoli che stanno per essere fatti a pezzi. Attenzione, rimane anche il generale, si scontrerà in modalità diretta. Eccolo qua. Ecco che i nostri frombolieri possono adesso girarsi. Perfetto, la battaglia sta avvolgendo a nostro favore. Vittoria, ragazzi, mamma mia. Scusate se non ho parlato completamente tutta la battaglia, però volevo sicuramente essere certo di quello che stava succedendo. Allora, adesso commentiamo. Avete visto, ragazzi, come appunto mi sono ritrovato un pochettino come dire, in un attimo di smarrimento. Ho visto che avevo concentrato tutte le mie forze da un lato e dall'altro e l'unico frontone che avevo reso inoffensivo era questo, ma alla fine ho collocato delle unità. Velocemente ho dovuto collocare anche i frombolieri a far fuoco su tutta questa mandria di uomini che c'era da queste parti. E addirittura avete visto le cavallerie come sono state utili. Addirittura il nostro generale è riuscito insieme alla cavalleria tarantina ad eliminare parecchi uomini. Ma il grande lavoro è stato fatto dalle nostre falangi, le quali sono purtroppo cadute di fronte alla linea nemica. Ma ricordiamo, ragazzi, che avevamo 1700 uomini. Gli avversari credo che ne avessero 3000 o qualcosa del genere. Però grazie anche ai nostri uomini, ai nostri frombolieri, che questa volta sono stati fondamentali. 93, 143, 118 uomini li hanno proprio fatti a pezzi. E credo che adesso eliminiamo anche gli ultimi, perché potrebbero ricostituire un esercito davvero molto possente, e quindi cerchiamo di eliminarli proprio fino all'ultimo uomo da queste parti. Ok, credo che possa ormai bastare. Lanciamo l'ultima ondata di pietre su questi ultimi dannati che stanno cercando di romperci le scatole. Ma perché hanno deciso di attaccarci? Ecco che arriva un'ondata di pietre, forse ne getterà qualcuno a terra, ed eccoli appunto gli ultimi appartenenti al regno di Odrisio che cercano appunto di fuggire. Però, ragazzi, non siamo messi molto bene. Le unità che sono rimaste sono davvero molto scombussolate, come per esempio queste unità oplitiche e tante altre. Quindi vediamo di uscire dalla battaglia. Legatus Legionis, il nostro grande comandante, è riuscito a sopravvivere. Avevamo 1800 uomini, gli avversari ne avevano ben 3500, ma ne hanno persi 3000, ragazzi. Cioè, ce ne vuole per uccidere 3000 uomini in un assedio del genere. Noi eravamo più o meno la metà. Sì, eravamo la metà, però al nostro vantaggio avevamo delle ottime mura. Il mio errore forse è stato quello di non collocare gli opliti fuori, perché degli opliti tenuti dentro ovviamente erano un pochettino un errore. E infatti ora ci sto pensando, magari nelle prossime battaglie cercherò di evitare questo errore. Allora, gli opliti che avevo dentro dovevo tenerne un po' dentro ma anche un po' fuori, perché avete visto la situazione come si è ribaltata appena ho fatto uscire gli opliti e li ho mandati ad attaccare i nemici, perché i nemici avevano davvero tantissimi arcieri pelasti, quelli qui traci, credo che si chiamino così, che facevano davvero tanto male. Forse ogni lancia era un uomo ucciso. Però adesso siamo riusciti ad eliminarne davvero una buona parte.